E ben trovati alla presentazione del calendario della Polizia 2026. Un appuntamento che da 25 anni rappresenta un'occasione per raccontare l'istituzione attraverso i suoi volti, attraverso le sue storie, la sua umanità. Ringrazio il signor Prefetto perché ci ha messo a disposizione la sala della Prefettura, che è casa di tutte le forze dell'ordine e di tutti quelli che lavorano per lo Stato, ma comunque la casa di tutti i cittadini, e trovarla aperta per un evento di conclusione per noi dell'anno è una cosa molto bella, quindi grazie veramente. Sono stato molto contento di aprire la vostra casa a disposizione delle forze dell'ordine e delle istituzioni, grazie al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha voluto dedicare questa attenzione alla nostra città. Sono stata molto felice di riuscire ad organizzare con Settimio Benedusi, che ha avuto questa disponibilità a venire a Trieste. È stato un viaggio bellissimo per l'Italia, veramente entusiasmante. La prima idea che ci è venuta è di fare questa fotografia molto aulica, molto importante, addirittura il mio pensiero andava ai quadri della Croix. Nel viaggio ho pensato, noi dobbiamo raccontarla quell'umanità, non può non esserci. E quindi abbiamo fatto un ritratto in bianco e nero. In questa occasione, che è un'occasione di festa, si presenta un calendario a cui viene associata un'iniziativa tradizionalmente benefica, quindi questo gli rende ancora più onore, ma anche un momento per festeggiare l'attività della Polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine, perché, come si diceva prima, si opera in un sistema. Grazie per questo calendario che mette in evidenza proprio quell'aspetto dell'umanità dietro la divisa. Mi piace molto il fatto di aver pensato a vedere quello che ci sta dietro. È corretto fare una narrazione che sia eroica e quanto più appropriata alle circostanze, ma ricordiamoci sempre che dietro queste azioni ci sono degli uomini. Io condivido tantissimo il tema di questo calendario, è un tema che io ho sentito veramente tanto, cioè il fatto che dietro la divisa ci siano delle persone. Questo è un mestiere che ti cambia perché vedi cose molto brutte alle volte, ma ti cambia anche in meglio perché tu capisci quanto è importante il tuo servizio, quanto è importante poterti dedicare agli altri nel senso dei cittadini.